Buon pomeriggio e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. I funerali di Rosalba dell'Albani, la vittima dell'omicidio commesso dal cognato Mariano Barresi il 4 marzo scorso, si terranno domani nella giornata di venerdì 10 marzo. Dopo l'esecuzione dell'autopsia, la salma è stata consegnata ai familiari nella giornata di ieri sera. La cerimonia funebre si svolgerà alle 15 nella chiesa madre. Il primo cittadino di Gerratana, Lino Giaquinta, ha emesso un'ordinanza per proclamare il lutto cittadino in occasione dei funerali. Sequestro preventivo di una discoteca del capoluogo siciliano con conseguente denuncia per il titolare. A procedere nell'operazione è stata la Polizia di Stato di Palermo nell'ambito di controlli mirati al dilagare della mala movida. Si stava svolgendo infatti una serata danzante con 2 DJ, attrezzature e luci tipiche da discoteca, alla presenza di circa 500 ragazzi intenti a ballare senza la necessaria licenza del questore. È accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti l'uomo arrestato nelle scorse ore dai carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo. Il 49enne avrebbe inoltre tentato di rallentare uno dei militari lanciandogli contro una sedia, ma dopo pochi passi è stato raggiunto. Addosso nascondeva oltre 800 euro in banconote di piccolo taglio, mentre l'involucro abbandonato conteneva 21 dosi di cocaina. Gravina di Catania è più sicura col nuovo sistema di videosorveglianza. Da qualche giorno infatti è in funzione il nuovo sistema di videosorveglianza che permette di sorvegliare contemporaneamente diversi punti sensibili del comune grazie a circa 40 telecamere posizionate sul territorio. Tutto è entrato in funzione dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale presieduto da Claudio Nicolosi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 18.